Da noi, che si è sostanzialmente giapponesi, si pensa che il pluralismo sia una cosa che produce differenze, ma sono quelle che diffluiscono. Capito il punto qual è? Cioè noi pensiamo il pluralismo al singolare. Questo è il problema, sta dentro le nostre leggi, perché nelle leggi amministrative molto particolari, sono tutte uguali e quindi prendo la responsabilità di quello che dico. È impossibile cambiare il sistema. Il Parlamento, quello di adesso, quello di prima, può fare quello che vuole, perché la testa degli italiani, dei funzionari, dei burocrati, rimane quella che è. E quindi le nuove leggi vengono pensate alla vecchia. Va bene? Volete dire, spiegatelo alla Maria. Se vuole un corso affrettato, lo mangiate da me, che basta un prazzetto e gliele dico, guardi, non cambia niente, ma è già tutto scritto. Facciamo scommesse. Ho scommesso 2 volte con Violante, che si è sempre incavolato con me. Gli ho detto, Presidente, lei venga qui tra un anno, non capiterà niente. Non è mai capitato niente. Perché tra l'altro parla da uno che sta dentro il palazzo, quelli sotto dentro il ponte, gli spiega il concetto che se sta meglio lui, stanno meglio che quelli sotto il ponte, capite? Uno come me, che viene dalle contadinanze friulane, ti guarda un momento e faccia che mona. Ecco, siamo chiari, non ascoltiamo per niente. Secondo o terzo. Dunque, sì, anche il Polcopiano ha messo in evidenza la linea conservatrice, ma guardate che è solo fare una riflessione critica su di sé, per cercare come procedere. Io infatti dico, bisogna riflettere criticamente, critichiamo se stessi, perché di fatto ho parlato di testa. E come fare i professori a rispettare lo studente. Non è che ti risulti proprio naturale, perché tu sei il professore e lui è lo studente, ci siamo capiti? Referendum consultivo dipendenza, sì, qui si è detto, qua si fa confusione, perché ognuno si fa confusione. Se volete, adesso ognuno dice quello che vuole, io però faccio anche il mio mestiere, perché su quello è chiaro che l'indipendenza è stata appoggiata dalla sentenza, comunque tutti lo sapevano, non può che essere così per il momento, l'iniziativa di carattere politico, si può anche voler, che so io, approvare la legge di decretazione universale come legge, se non lo vuole fare, lo faccia, non mi fare vita. Cosa volete dire? Sì, diciamolo così, ecco, per il momento. Allora il problema è politico, ma è di un altro genere di questione, perché non è che non ci sia, certo che si può, politicamente parlando. Il minimo sindacale, sì, il dottor Badani effettivamente è il minimo sindacale per molti aspetti. Osservo anche questo, che lo Stato comunque può autonomamente, se ritiene cedere funzioni che sono proprie, lo fa con una legge normale come l'ha fatto, voi vi ricordate, con il decreto 616 del 1977. Allora la Corte aveva detto, se ritiene, lo fa. Quindi questo benedetto vestito può essere costruito anche con attività integrative ulteriori e naturalmente qui dipende dalla capacità dei negoziatori, che non è secondo me un problema di prova di forza, è un problema di prova di intelligenza, ed è qui che si complica la questione, perché non si fa un'operazione di braccio di ferro, noi andiamo uno esce, capisci, che non ci sta neanche in piedi, però ritorna al Presidente del Consiglio, manda il mister muscolo e torna a casa suonato. Questo, il primato del cervello sui piedi, va bene? Ecco, tanto sempre per essere chiari. Ecco. Poi, Pietrangelo prende no, proprio il problema della dignità istituzionale, pare l'ho tradotto così che ho preso gli appunti. Ecco, esatto. Dignità istituzionale è quello che tu ti guadagni sul campo, che non ti deriva dal fatto che nella Costituzione c'è scritto che si parla di dignità, che su, che giù, che qua, che là. La dignità come la fiducia, come scusate, sono banali, ma in realtà sono queste robe qua, Non è che se tu tiri fuori la legge, un'altra, vi ricordate Azzecca, no? Azzecca aveva sempre una grida, capisci, che andava meglio, e dopo alla fine però dice che ci siamo capiti, amico mio, perché io da una certa parte pensavo che c'è quelle pagine lì si capisce tutto. Ecco, bisognerebbe raccontare avendo in mente l'insegnante queste cose. Belluno, lei ha toccato, scusi chi è, delle cose di grande rilievo, esatto, sì, Belluno è quello che dice state attenti che non si può declamare una cosa e dopo fare il contrario. Io sono stato nella commissione statuto per 10 anni, per 22 volte, me lo ricordo, perché cominciava Belluno e dice poi c'ero vivo, e 3 grido, e io che sono da Padova, che vado a Padova, non porto a casa niente,
risultato finale, facciamo una cosa che sta scritta e dopo non ne parliamo. Ne ho fatto una sintesi poderosa. Il risultato finale è che le cose stanno sulla carta, che servono il risultato come manifesto, e dopodiché rimangono i problemi della montagna, dell'acqua, della storia, degli affari, eccetera, eccetera, eccetera. Che è lì. E per quello che dicevo l'autonomia nella serie. Perché essere autonomo non significa fare quello che ti dico io. Sei libero di fare quello che ti dico io, non sei mai questo. È vero? No, sì, no, ma siamo qua per parlarci, cavolo, grazie, state resistendo ancora. I comuni di fatto, quelli che chiedono di passare richieste, referendum, eccetera, dopodiché la reazione di tutti è quale? Me ne sbatto la grande. E perché noi non sappiamo che cos'è questa roba qua. Abbiamo difficoltà con gli istituti fondamentali della democrazia, perché tenderemo sempre a essere un po', avete presente la Chiesa Cattolica? Io sono cattolico, forse sono luterano. Dunque, abbiamo un problema del magistero, no? Capite il punto qual è? Che sarebbe, secondo certi studi, questo. I preti, perché dobbiamo avere i preti? Perché le menti sono perdenti posto, che cacchio fanno se non fanno i preti? Questo è il problema, non c'è dare un compito quello di interpretare le scritture. Alla fine ti lasciano discutere, però alla fine ti dicono, vabbè, d'accordo, l'altro punto benedetto da Dio. Tutti a dormire, ti do la benedizione e accettare che ci pensa il padre. Cioè, non andare troppo fuori. È questo il meccanismo, io ho pensato, dove noi procediamo continuamente. Lo sapete voi i protestanti? Tra l'altro hanno fatto, stanno disfando la Gran Bretagna, non magari adesso. Guardate che è stato Cromwell e le guerre civili e le guerre religiose, che hanno messo in piedi i capisaldi della democrazia, sono passati attraverso l'alfabetizzazione che era necessaria per leggere le scritture, perché le scritture avevano il diritto di leggerle io, di interpretarle io. Capite qual è il punto? Guardate che sono andato alle radici della nostra cultura che ci rende schiavi, e lo dico da uno che si legge il Vangelo e dice no, purché non ve lo interpreti, no, perché nemmeno non capisco niente, che c'è scritto tutto, scendeva da Gerusalemme a Gerico, e sono, ricordatevi che quelli che sono condannati sono la nostra categoria dei giuristi, dottori della legge, e dopo gli scribi dei farisei. Avete capito il punto? Si passa di qua. Dopo cos'era? Il Macellino? Sì, sono d'accordo. È un problema di essere e non di avere. Esatto, che uno ti riempie di soldi e dopo ti vai a giocare a Portorose, se c'è ancora Portorose, o qualcosa del genere. È vero, voi avete ancora parlato del problema, quello che noi referendum delle loro connessioni, se prima se dopo risponde lui, il federalismo fallito. Io per la verità l'ho scritto anche. Non posso dire, perché altrimenti faccio la parte del mago del libro, ma visto che mi hanno insegnato che bisogna andare a vedere, non quello, cioè quello che si vede è scontato, cioè quello che sta fuori, la terra, bisogna andare a vedere sotto le fondamenta come sono. È come con l'iceberg, no? La punta ma il corpaccione, che cosa ha fatto? È lì che c'è la risposta, e la risposta sta evidentemente usi e costumi. Non ci sono salve. E se uno legge la democrazia in America di Tocqueville, vede che la narrazione è quella che coglie le cose, usi e costumi su cui si praticano gli istituti. E qui torniamo al punto di partenza, che è quello che avevo esposto prima, e io spero che adesso anche perché sapete da che cosa che chiudo, ho la speranza che forse può cambiare qualche cosa, perché adesso effettivamente c'è sempre stato la versione di Roma, non ne faccio un problema di Roma, ma comunque Roma è la Roma papalina, la Roma di Marchese del Grillo, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro, pensa come si pensa in una capitale. E allora diciamo così, se stessi noi. Però adesso hanno spinto un po' troppo. Ad esempio, noi non riusciamo a vincere una casa in corte neanche per sbaglio, salvo su un dettaglio insignificante. Perché proprio non c'è neanche motivazione, ti dicono prima di cominciare cosa hai da chiedere. Allora, quando tu ti spingi troppo e pensi di avere costruito lo Stato centrale, è la volta che invece, io ricordo sempre il muro di Berlino, poco tempo prima, Moro aveva detto sarà inevitabile l'abbraccio tra le masse cattoliche e le masse comuniste.
Uno per sbaglio si appoggia al muro di Berlino o sul muro di Berlino, cioè non avevano capito che erano la simulacra che ancora resistevano. Oggi magari avessimo la soluzione nell'accentramento, perché vuol dire che Roma funziona da Dio, ma se uno sostiene che Roma funziona da Dio va internato immediatamente. Vi faccio io un TSR obbligatorio cumulando la competenza del sindaco, e non lo sono, e anche del medico, che non sono. Speriamo bene. Beh, io ho già risposto a tutto, quindi vi faccio velocissimo, però mi aggancio proprio a questa, rispondo anche alla domanda che chi ha fatto il federalismo, cioè quella che appunto in cui tutti ne vedranno, ma lì è intervenuta la crisi, evidentemente tutto il processo lì è partito in un momento sfortunato, una congiuntura storica sfavorevole, dove la risposta che è stata data è stata una risposta tutta italiana, dell'idea che alla crisi bisognava reagire con il centralismo. Non con la responsabilità, col centralismo. Questo è stato il cortocircuito. Il centralismo, da molti in poi, ha fatto un disastro dietro l'altro. Un disastro. Lo so, i fabbisogni standard, oggi io non mi fido più dei fabbisogni standard, perché non nemmeno vengono pubblicati più sulla Gazzetta Ufficiale. Il comune non riesce a sapere come gli è stato calcolato il fabbisogno standard. Non riesce più a sapere, neanche vengono pubblicati. E questo è radicalmente diverso dal principio che vedo pago voto, perché io ho la trasparenza, oggi la sono un ministero, non si sa come vengono fatti. Questo è un problema, no? Centralismo. Noi cerchiamo la pubblica amministrazione francese, cerchiamo quella italiana, perché Mario è TSO, capite? Il centralismo è stata una realistica, non la responsabilità. Altri stati, Germania, hanno applicato, non è che hanno smontato il federalismo di fronte alla crisi. Gli Stati Uniti non è che hanno smontato il federalismo, hanno applicato il principio di responsabilità, vediamo quello che funziona, quello non funziona, in base a quello ci muoviamo. Da noi invece è la cosa del centralismo. Il centralismo che ha prodotto disastri. Dalla crisi in poi il centralismo ha prodotto solo disastri, uno dietro l'altro, ma non è lunghissimo. Cose sbagliate che sono state fatte in uno del centralismo che doveva essere la soluzione. Dall'IMU in avanti, no? Altra questione, i due referendum. Allora, qui devo fare una precisazione. È vero che la materia concorrenti, i giudizi, questo anche nella commissione eletta, la materia concorrente della funzionare ha creato problemi, quindi va superata. Però poi ci si renderà conto che ci sono materie dove è difficile separare nettamente di là. Allora è nata l'idea delle norme generali comuni, no? Quindi ci sono ancora materie, il governo del territorio dove lo Stato stabilisce norme generali comuni, che è un analogo della forma della concorrenza, no? Sì, e questo potrebbe essere una soluzione corretta, diciamo, un punto di vista accettabile. Qual è il problema però? Che quando tu poi dici, siccome il 116 vedeva che le materie concorrenti, non è che la regione le prende, è già concorrente, quindi già ci sta la regione, poteva diventare esclusiva di Milano. Questa è la differenza, togliendo le concorrenti, non è stato modificato il 116, agganciandolo a quell'elenco di materie che prima potevano diventare esclusive. Quindi l'elenco si è ridotto. Sì, poi sono recuperate, però per esempio del lavoro 5-6 abbiamo sì, però vedo la sanità non c'è da osservare. La sanità ha già la parte programmatoria da parte della regione, quella che è stata proprio preservata, cioè disposizione generale dello Stato, e la gestione della regione è scritto proprio così, cioè rimane la regione della sanità nella parte gestionale. Sanità e scuola. Però se io volessi dire che come in Trentino Alto Adige, in provincia di Monza, pago io i medici, quello non voglio fare, quindi c'è il potenziamento. Però ecco, secondo me questo rapporto del referendum non osta, perché quello che diceva Mario, una volta che chiaro che passi, sì, passa di due referendum che con tutti e due i sì. Non è che tu sei vincolato a dire allora strettamente il nuovo 116, che si apre una prospettiva che può essere la più ampia e diversificata. Quindi le due cose
fatto politico forte del referendum, che allora apre una trattativa con lo Stato i cui confini dipendono dal fatto politico, quindi lì lo spazio si apre in ogni caso. Quindi da questo punto di vista non le vedo in contraddizione. Che punto è la trattativa con lo Stato? Io penso che la prima ci debba essere un referendum con la trattativa, non è che vai a trattare su nulla, devi vedere insomma, qual è la risposta. La trattativa con l'autonomia implica che ci sia qualcosa di cultura dell'autonomia, come diceva Mario, che è cominciato a essere condiviso, e tanto più è forte il risultato, tanto più diversa sarà la trattativa. Quindi penso che il punto d'unione sia come andrà questo referendum, tanto più alta sarà la risposta dei veneti, tanto maggiore sarà il potere contrattuale che avrà il nuovo governo centrale, per cui è opportuno che venga avanti dopo il referendum la trattativa delle proprie, perché quello permette dicendo i cittadini dell'Utena. Da questo punto di vista è un po' diversa il referendum del piccolo comune che vuole andare a Monte, che vuole andare in Trentino, da quello che fa una regione. E questo che fa una regione è un fatto nuovo, assolutamente nuovo, la storia della Repubblica Italiana. Non è una cosa identica, è un fatto pesante. E tutta l'altra cosa è un fatto, come dice Mario, che può assumere un valore di fatto costituente. E questo secondo me pesa dentro la questione. Vista allora, sollevo soltanto un punto, magari due. Uno è quello della richiesta del riconoscimento dell'autonomia speciale, cioè dentro le zone statuto speciali, che non credo avrà un buon fine, insomma, perché è vero che l'appetito che è mangiante, quindi si non dire l'applicazione 106 terzo comma, magari può aspirare a qualcosa di più. Però l'autonomia speciale, l'ordinamento speciale, insomma, bisogna avere una norma costituzionale, una legge di riforma costituzionale che dovrà avere una doppia lettura in Parlamento, e se non c'è una maggioranza qualificata richiesta ci dovrà essere un referendum, non del Veneto, ma nazionale. E io non credo che ci siano molti interessati in Parlamento ad andare al Veneto, il 90% delle imposte come Antonio. Penso che molti cittadini del referendum nazionale voterebbero a favore di questa maggiore autonomia, perché già, come pure abbiamo verificato oggi, i cittadini italiani già pensano che siano troppe le zone statuto speciali attuali, quindi insomma penso che sia un buona iniziativa dell'Italia quella di voler avere l'autonomia speciale, mentre il 106 terzo comma può essere dilatato, può essere potenziato il più possibile. Poi sul 116 terzo comma, perché non è mai stato attuato prima? Perché nella riforma costituzionale e poi nella legge 42 c'era dentro tutto il contrario di tutto. Perché per ottenere un'approvazione evidentemente è stato necessario, come in molte altre leggi, mettere dentro tutto e contrario di tutto, in modo che tutti potessero dire abbiamo vinto, tutte quante cose. Quindi da un certo punto di vista c'è un approccio centralistico ed egualitario che vorrebbe dare stesso livello di servizi a tutti, diverse dalle prestazioni uguali sul territorio, per l'80% della spesa dei comuni e delle regioni, e dall'altro 116 terzo comma che va in direzione opposta apparentemente, no? Quindi, come in molte leggi recenti ci sono dentro tante possibilità, poi nell'atto pratico viene attuata una parte della legge, il resto non viene congelato, perché non ci sono le condizioni politiche favorevoli per andare avanti su quella linea lì. Quindi è un bene che adesso si sia dimostrata la volontà di dare un'applicazione al 116, prevedendo anche a chi può essere riconosciuta questa facoltà, cioè le regioni che hanno i conti in equilibrio. Io avrei aggiunto le regioni che rispettano le necessarie prestazioni per la sanità, insomma, l'idea, perché forse non si era voluto in questo senso, che ci era il timore
ringrazio i relatori ovviamente. La prima cosa, mi è piaciuto molto che il dibattito ha fatto sentire voci anche diverse. E noi andiamo verso un mondo in cui ci sarà una campagna referendaria sul referendum costituzionale che sarà anche molto tirata e combattiva, anche in Veneto in modo particolare, e anche in parte sarà un po' lacerata. Qui ci sono persone che hanno ragionato, che vogliono entrare nei contenuti. Io ci voglio mettere insieme alla questione del referendum dell'autonomia per le cose che sono state dette. L'autonomia, cito chi ha parlato, 2 o 3 punti da ottenere importanti anche per me. L'autonomia è una questione di essere, prima ancora che di avere. E bisogna uscire dallo stereotipo per cui il Veneto in fondo chiede l'autonomia solo perché vuole tenersi sostenuto. Non è semplicemente questo, c'è anche la questione che chi produce vuole avere la responsabilità di amministrare i frutti del suo lavoro, ma non è solo questo. C'è un problema di grande confusione di cittadini che non sanno di cosa stiamo parlando, della cosa che a me preoccupa di più, di forze politiche che anziché entrare nel merito cercano ciascuna di dare il suo pezzo di verità, che però molte volte, come abbiamo visto, qui c'è stato un lamento, mi pare che è emerso. Il problema della classe dirigente all'altezza. E però per avere una classe dirigente all'altezza bisogna anche avere dei cittadini esigenti. E i cittadini sono esigenti se conoscono, se sanno. I nostri amministratori qui presenti hanno capito perfettamente tantissime delle cose che sono state dette perché le vivono ogni giorno nella pelle del loro amministrare i nostri comuni. Però, come ha detto bene prima Pisalli, c'è un problema anche di gestire l'autonomia dentro la regione, perché non è che qui c'è un referendum per dare alla regione poter diventare il nuovo staterello centrale in Veneto. L'autonomia non è una questione di apparati, è una questione di persone, comunità e di territori. E quindi le voci che qui si sono, come dire, messi insieme hanno dato e tracciato l'idea di autonomia. Adesso il percorso, il prosieguo, è quello di contribuire a chi governa questa regione e a chi anche contribuisce in qualche modo a farlo a livello nazionale, di riempire un po' di contenuti, di riempire di contenuti possibili questa autonomia. Io davvero mi porto a casa una voce di speranza, una parola di speranza, perché tutti i docenti che hanno parlato ci hanno detto come in fondo è un fatto politico essere autonomi. Un fatto politico vuol dire che fin quando l'abbiamo vista, ma è possibile. Però bisogna avere la capacità di tessere questo negoziato e di portare a casa dei risultati. Per cui noi dobbiamo essere, per quanto mi riguarda, pungolo per la classe dirigente regionale, perché finalmente si passi dalle parole ai fatti. Io vi auguro buon lavoro perché spero che possiate aiutare chi governa questa regione a passare dalle parole ai fatti. E noi come forze politiche, noi come rappresentanti del territorio, chiedo l'aiuto veramente anche a tutti voi nei comuni, cioè che cominciamo a parlare con la gente, a masticare, a digerire alcuni concetti, a richiamare la gente a partecipare e ad assumersi anche la responsabilità di una scelta più esigente nel nominare chi